Buongiorno da Rosolina Mare. Allora, arrivare a Rosolina è il piacere di trovare un pioniere di questi posti qua. Ortis Veronese, Veronesi. Veronesi, tu sei stato uno di quelli che ha portato le vongole qua nel Delta, o sbaglio? Sì. Ho conosciuto il dottor Massagardi di Rovigo, un biologo, e mi ha dato questa via da dire: guarda Orti, ci sarebbe da fare sta prova da fare queste vongole. E ho detto, mi riporta e proviamo. E me ne ha portate, sarà mesetto Ah, di di semina. semina. L'ho seminate e crescevano bene. E ora ho chiamato il dottor Massagardi e il dottore, ho detto, guardi che come chi cresce. Dice, allora qua c'è da fare, vabbè, Business. business in grande. Vabbè, dico, facciamo questo business. E allora dice, qua bisogna fare una cooperativa. Per fare una cooperativa con 9 persone, e sta difficile trovare le 9 persone perché tutti erano in cooperativa, e nel senso che a trovare 9 persone nessuno si toglie dalla cooperativa a mettersi in forze con me. E insomma sono riuscito a fare questa cooperativa. E allora vado a chiedere la concessione di 1000 metri di terreno. Anche lì È stata un'avventura. è un'avventura. Insomma sono riuscito ad avere questa concessione, e ora siamo andati in banca, costavano 30 milioni abbiamo speso. Siamo andati in banca a fare un fido, perché 30 milioni dall'80 non erano vagisi. E allora Che anni era questo? l'80. Ah, quindi non tantissimi anni fa. 42 anni fa, 44. Guardate. E così abbiamo fatto fido bancario, abbiamo fatto come si dice? La prima semina, il primo orto, Sono venuti da Londra. Addirittura. Da Londra le prime. Ma le prime ce le hanno mandate sterilizzate. Questo milione, abbiamo preso 1 milione di esemplari. Adesso, 1 milione di lire o 1 milione più di esemplari? Di esemplari? 30 milioni di lire. Ah, quindi sui primi 30 milioni già mangiati. Bene, non dico qua. Andrò a finire già che in coppa, perché sì, appunto, invece, coinvolto le 3 persone. E invece andava bene, abbiamo fatti, mi sembra, su 70-80 quintali quell'anno là, e li hanno mandate sterilizzate. Secondo anno ne prendiamo 2 milioni e non li hanno mandate sterilizzate, finché che hanno invaso tutto il Delta. E da lì nasce e da lì è nato tutta l'avventura delle vongole. Ma te lo riconoscono che sei stato uno dei primi, dei pionieri? Chi che mi riconosce? No, poco. Sai chi te lo riconosce? L'amico Ilo. Guarda, Ilo è il mio contatto a Rosolina Mare. Lui quando c'è qualcosa a Rosolina c'è sempre. E quindi vi avvicinate, faccio vedere che tra l'altro due amici, due grandi amici, perché sono di Goro tutti e due. Di Goro tutti e due. E niente, allora, Ortis Veronesi, il pioniere delle vongole in Polesine. Sì. Grandi, e grazie a Ilo. Ciao.